Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. La puntata de Maistus de oggi è tutto dedicata a sa trunfa, lo scacciapensieri, questo strumento musicale che in Sardegna si usa a meda ed è meda e non c'è chi si usa ma ci vuole due maistus che è usato piaio in questa puntata de oggi che proprio da realizzare, da traballare su vero, traballare da tutto il materiale si può realizzare questo strumento musicale che accompagna i balli su Sardegna, impari altro su strumento settotto o altro suono su usabili impari. Dunque andavo in Orosei, tornavo a Orosei, poi ci siamo stati già un'altra volta per registrare la puntata del maestro del suo sonetto, del suo organitto con Giampaolo Piredda, ma poi andavo a disfrare Pedro Paolo e Ignazio Piredda, che appunto è due ferreri, ma due musicista, bravo, una bella tradizione di famiglia che ha scoperto impari in suo laboratorio che hanno organizzato in domo di uno dei due frari. E dunque, intendi, noi questo filmato, questa scheda che si questiona da questi strumenti musicali, sempre scritta dal etnomusicologo, su professori Marco Luzzo e Maria Barca che tradusi e Ligia, e dunque devo ascoltare impari. E poi si usa gattai in Orosei, in sa bottega dei frari Piredda. Sa musica tradizionale sarda può essere suonata con un strumento musicale ermedasa. Certo su un antico ormeda e naschios in Sardinna, commente sarlauneddasa, atteros un pruspaco anticoso e bisogna finzas in atterarlo corde su mondo, commente sa fisarmonica o su sonette. Sos strumento musicale aghen su suono in mille maneras, vibrande saghera commente su pipiolu, vibrande sa scordasa commente sa chitarra o una pedde tirato commente su stumbarinos. Bisogna fina di strumentos chi su sono chi che deveni de tutto commente sa scampanas. Poi che sus strumentos si usano a tipo ormeda de materiales chi venin de sos animales, corros, peddes, ungras, de sa canna, de sa linna e de su metallo. Uno di custos est sa trunfa, con nota vinzas commente biurdana, ribelvia, trumba o chitarra a bucca. Sos strumentos de canna o de linna poden essere fatti direttamente de sos sonadores, ca triballare su metallo bighere di strumentos e competenza. Po custos motivos, sa trunfa beni data solo de sos mastros erredisi. Tutto li schiana a faghere marrones, arados o pareddas, ma solo sos menzos renessiano a faghe sonare su metallo, agindi strumentos in grado de aghe contentor sos sonadores. E dunque torniamo in Orosei un'altra volta, ma quest'volta poi conosce un altro strumento, un'altra arte antica, un altro maestro su Dusu, quest'volta ha avuto un maestro, Pedro e Ignazio Piredda in Orosei, poi su fonti il maestro su questo bello strumento musicale che sta arrivando in Sardegna già da mezzo anno, e su fonti il maestro su dei soni, ma pure posso fabbricare, posso costruire. E dunque, intanto grazie a vosotros, mi ha dato questa opportunità di venire a domo tua, che è questa bottega è tutto, perché noi traballai, noi traballiamo pure. E noi questo è un luogo, voi mi avete raccontato, tutto danese, antico, perché questo è un laboratorio antico, poi ti gustati, di traballare su vero, de Ferreri, e tutto canto, e cominciare da canto, cominciato con Pedro. Quando è cominciato a gustarti in famiglia? Allora, noi siamo una famiglia, tutto di Vrailardo, a partire dal bisnonno, ma noi, babbo nostro, tutto sul fratello del babbo, in tutto Vrailardo. Però babbo, eravamo su Antonio Piredda, è stato chi si è proprio dedicato a fare questa strumba. Allegamo dagli anni 50-60, di costruttore, poi quando siamo cresciuti a noi siamo studenti, andiamo a scuola, abbiamo insegnato, però abbiamo mantenuto questa tradizione nostra di famiglia che
è meda importante a mantenere, questa è una cosa intanto che quasi nessuno era facendo il prusso, e quindi sì. a noi non ci interessa, non lo facciamo come di travallo, facciamo tutto un altro travallo, però non ci interessa da mantenere questa tradizione della famiglia. Questa cosa di importo è che vosaltri si mantengono questa tradizione, ma tenesi pure questa bella pazienza, te vai a conoscere ai giovani, sai cose che non futti più mancare ai giovanetti, e gustati come si costruisce, come si suona, da tutto canto. E a onde si suona, da pocali occasioni, pocali opportunità. Dopo quando ho avuto questa trasmissione in noi, appunto, sono tornato in Rosè, poi un altro Viredda, Giampaolo, Deus già intervistato e ho fatto una puntata proprio sul maestro Giampaolo Viredda come suonatori del suono di organetto, e dunque sono tornato in Rosè per questa opportunità. Oggi io uso a conoscere una dausa degli ascoltatori, siccome si biusa schede e tutto, lo scacciapensieri, sa trumfa o trumba come si orienta in noi in Rosè. E poi cominciai a comprendere come si fabbrica da questo strumento, ma più presto come si suona da questa cosa di importo. E poi la gente, musicista, sa mancare non funti buoni da costruire, perché non tenete tutto sul laboratorio e sartica de nei vostri. E dunque poi a cominciare a contare come nasce, prima come nasce questo strumento e poi come si suona, da quando si suona, che è questa tecnica importante per suonare questo strumento. Di dove batteo? Come si costruisce, come si fabbrica? E Tanaras. Dobbiamo partire da qui. Dai, iniziando, contasi, partite da un Rocheverro, allora, la tromba è uno strumento che è fatto da due parti. Uno è su telarzo, in ferro, e sull'imbedo, noi eravamo sull'imbedo, che sarebbe lancia, sull'imbedo che è fatto di acciaio temperato, che è la parte più importante poi a Savine. Come si comincia a travallare? Si parte da un canzuero di circa 18 cm e da questo canzuero, che ha un diametro di circa 6 mm, viene posto in savorgia, caentato in savorgia e fatta la spunta, sia su una banda sia da satera, punta squadra. E noi siamo obienti, Pietro, voi come ha fatto due con savorgia e tutto canto, come ti da costruire, però si deve contare bene, dunque sa due spunte, una unale e una satera. Una satera, poi se due spunte vengono piegate, tutte e due si sono proprio verso. Quando è bello caliente, hanno questo ferro. Quando è caliente, tutto è caliente, savorgia. Una volta che sono piegate, vengono rifinite, che questa deve essere proprio perfettamente, questa linea dritta perfetta. Poi si comincia a fare questa prima girata del sutelarzo, prima su un'ala e poi viene di là a satera banda e il sutelarzo è pronto. E poi salimbedda un nao. Poi sull'imbedo come teniamo noi sindurgali, questo è acciaio armonico. Si narra d'acciaio armonico, che è un acciaio che vlette e torna sempre a suo proprio luogo. E poi come ti uso con un sferro su come ti ha fatto, si sega una coreddu. Viene secato a mano, e arriviamo a noi. E poi può accordare, come succede? Poi viene di smerigliao, a savine piegao, poi arriva proprio sull'imbedo, sa forma sull'imbedo. Una volta che è fatto sull'imbedo, su telarzo viene fatto un scavo a coda di rondine si chiama in italiano. Poi viene di inserire sull'imbedo da intro, inta che arrivare a punta, ribatti a martello e poi accurziare la spunta arvene che deve colare mezzo millimetro a sunale a satera fra sull'imbedo e su telarzo. Deve essere precisissimo, se è troppo largo non suona, se è troppo stretto. Uno fra di lui che è bravo, se no che è questo traballo. Come te che succede? Come te che cominciai a fare questo traballo, può accordare bene? Come succede? Provando. No. E poi di Vadesi, ognuna di una tonalità, no? Poi questo strumento musicale che sarebbe può scandire bene sul ritmo e tutto canto, però d'usai o d'usanta i musicisti, i suonatori si in altro gruppo, con altri strumenti musicali, dunque ognuno dei gusti deve tenere una tonalità di cosa sua, no? E come te sul spettro delle tonalità? Giustamente, è una cosa che non possiamo stabilire
dai primi tonalità. E succede dopo, no? Succede dopo, che come noi questa esperienza abbiamo su, che sicuramente la parte principale è sull'imbeddо, che sono sono tutte uguali, più o meno sono tutte uguali, si può variare, ma di poca roba. Però, imparando l'acciaio o sull'imbeddо, sono di diverso spessore, e poi se a mano, sono più strinto, più largo, i schimmus che possono essere nota bassa, nota media, o nota sarta. Poi dopo, bene, accordarsi, non è precisa la nota, e se uno là, per esempio, che sta canto più sarto, si abbassa, se è più basso, si a tornare a questa nota perfetta. Bene. E dunque, tu hai un po' hobby, un po' passione. Sì, una passione, proprio una passione. Però è bello che tu fradisi, impari, si sei sparziuto su traballo tutto, mi pare, no? Tu traballa proprio su martello, no? Non dividiamo, però. Tutte le due cose che si può fare su una cosa e su una cosa e l'altra. E dunque, prima di cominciare a ascoltare su Sono e tutto canto, mi ha da pragi a conoscere bene questa botteghetta che si è fatto su un domo. Poi in noi c'è poi una mola, mi pare, è una cosa antica, no? Tu hai no, che degli iaius e di generazione in generazione fadesi questo mestiere, o vanti questo mestiere in famiglia, e esiste già pure una mola antica, no? Sì, per Amorgalo. Ah sì. Che anno è questo? Questo è primo del Novecento. Sì. Bene, è da usare se oggi è tutto. Sì, dopo da Pieus. Lo attrezzo elettrico sono troppo veloci, se con la mano, questo invece si regola da velocità. È stato Pieus in registrazioni. Sì. E un'altra grosità che tengo noi, siccome ti posato tenesi in questa bella mesa tutto uno scanto strumento, uno scanto dell'inna, de canna, de verre, tutto canto, che arriva da decali logo del suo mondo. Allora, io che praticamente innamoro di tutto il suo mondo. Di tutto il suo mondo. È un strumento che è proprio diffuso in tutto il suo mondo. E quindi in tutti i amici quando escono a fare viaggi, che noi collezioniamo la strumba, e quindi quando la scattano non la fatto, uno può aumentare sempre questa collezione. Io non ci pensavo, ti tengo una in domo, ma quando si è attopiato un'altra volta di da dongo, ti tengo uno che arriva da questa zona di Asia meridionale, tutto canto, e dunque ma da Praga ti da regalare e ci di su un'altra di questa in canna, e la prossima volta non usciamo che tenia questa bella collezione. E invece questo che ci punti noi a intro, funti traballos che hai fatto vosato, sanno? Allora, questa invece è una collezione personale nostra. Sono pezzi unici che hanno venuto un'idea che non si aggrada, la realizziamo in vari materiali, venate in ferro e corro, venate in ferro e linna, ferro e argento. E sono antadotto. Sono antadotto. Bene. Dunque, veniamo proprio a Susono. Dunque, questo strumento musicale, una volta che adesi, fabbricato, posto a posto, sa tonalità giusta e tutto canto, si suona. Ma qual è questa tecnica che ho usato su farei conoscere ai giovani, a chi bolli di cominciare a suonare? Cominciare a contare di questo mondo dei suonatori, si tocca da fare, come si suona, di Natale in lezioni, tanto dobbiamo narrare una cosa che è importante. La tecnica per suonare, tutte le due fratelli l'abbiamo imparata in mamma. Che babbo è bravo all'arfachere, la suonava pure, però mamma è proprio brava a suonare sorballo nostro. Una femmina che suona sorgonita buca e si tromba. Quindi noi normalmente la picchiamo orgosi. Poi fatevo bere bene come intesa. Questa si è presa proprio su che sa mano, che ne sconzavosi, anche che s'armonica pare che sa uca, e quindi il suono viene più amplificato. Poi si appoggiano a sardentese a metà di questa spunta. Si appoggiano a sardentese, si conzano a lavra più possibile, e si ha che vibrare sull'imbeddo. Te documento. Poi tecnicamente noi diamo su un'orfa sull'imbeddo, alternavo in italiano con un colpo di glottide. Colpo di glottide, cioè succede
Ma dopo suai pure quando vai bessi su zonu o no? No. Si respira normale, in questo scorfo in basso, che sono alternati su corpo e su corda sull'imbeddо. Tu a quale età hai cominciato a suonare un ballo completo, cioè attendi proprio questa capacità di... Minore. E tu innanzi? Uguale. Sì, proprio, no? A musera più... 60 anni, dai, suoniamo. No, vosaltro fadesi, da dimostrazioni, quando ci punti vestas, eventus, rassegnas, manifestazioni, di come si fabbrica di tutto, come si costruisce questo strumento. Devo pubblico che da portas duvadesi in Durcali e tenesi una bottega, come funziona questa relata con allora, noi stavamo sempre sparisi, a Bortas la facciamo in Orosei, che io sono residente in Orosei, e a Bortas però la facciamo in Durgali, sono vicino da Innasio. Però sapevamo su manifestazioni che abbiamo sentia, e stiamo queste cortes aperte, tanto noi eravamo sempre cortes aperte, in cui lavoravamo fuori proprio in strada e tutta la gente che cola da vide. Questo in Durgali o in Orosei? In Durgali. Vide proprio tutto il lavoro che abbiamo, poi lavorando in due, uno che la forgiatura, l'altro la vinitura, quindi da su canto e su in giro di 20 minuti o mezz'ora vede già gli strumenti suonando. Ecco, noi ho registrato una volta questo lavoro che hai fatto in Durgali, infatti e poi bieso che una immagine che riguarda a Posato, tutto questo bello lavoro che hai fatto in una di queste disi. E dunque, da tornare a selezioni di oggi, poi e ta contai, noi ci punti due picciocchette, sanno che punti proprio, forse ti già imparato pure a suonare, come te questa cosa? Io sono imparato in musica, che nella scuola di musica, e quindi però sono interessato da Carcano a questo strumento e quindi li si aggrada e noi sì. Le diamo il consiglio giusto per poter suonare. Ecco, qual è questo consiglio che donai ai picciocchetti o ai scienziati che costano a suonare questo strumento? Allora, tanto l'abbiamo spiegato prima, quindi sa sul modo della piccare, che è questo che abbiamo spiegato. Inta si calica uno che ha di questa presa, la picca cosa, che si accorge da sul microfono. Ma... però i tempi succede che questa presa a bordo scudendo su cordi che si ha di un corpo e secca sull'imbedo. Invece questa presa, a parte la cassa armonica che ha, questa parte praticamente serve di guida e quindi non riballa mai. Questa vivo, questa. Come si rende in picciocchetta? Suo nome? Ilaria, e tu? Francesca e Ilaria. E questa cosa da Issa si dà già spiegata bene, da santo imparare questa cosa. Io sono sempre sprovante. Potevo dire, pago Ilaria o Francesca o tutte e due, può dire se si imparano bene, si suona da strumento musicale con Issa e tutto quanto. Una cosa di ballo, cioè ti può dire... Per tutte due a pari, tanto io. Tutte e due a pari, dai, provauso. Tu tenesi uno strumento musicale. In salsa, dai, tocca. Pensate in impese, non si spostava per qua, e ci da poter inquadrare bene. Provai diritto. Senza preguncia, tocca, non dipende di preguncia. Aspetta, pago, che ti pongo bene sul microfono, così non si intende bene. Adesso è tutto in diretta, via. Ecco qua. Non ti preoccupi, se pago, tanto non devi fare su concerto, si deve fare vedere come ti sono posato, se ci bisogna questa tecnica, come tanto imparavo e tutto canto. Non si usa a donare sul corpo del gutto Ruissa, mi pare di no, no? Devi ancora imparare. Tu sei Francesca, no? Ilaria, torna a provare Vago Vago, fai sentire Vago Vago.
È timido un vago, sono un vago timido. già andava bene però, e questa è una cosa che io e che anda bene. Dunque, a questo è mo torna in noi anda bene, questo è un traballo che ha usato il Fadesi, quanto gente in tutto questo anno, imparavo a suonare, coinvolgere e tutto canto. E tra relazioni tenesi, basato su questa musica, suonare, si va di partire del gruppo, come te questa cosa che si ricorda di più? Io e Ignazio da anni minore siamo sempre suonato e quindi suoniamo spari pure. Suoniamo spari, sì, intestato lo strumento, giustamente. Però per i commo abbiamo un gruppo in Orosei, si chiama Juntos, che siamo noi stesse a bordo per il Ignazio, dipende da ciò che abbiamo, che impariamo ormai per la tromba. Noi suoniamo Angelo suona la chitarra, Gian Giacomo suona è un batterista e quindi suona per la percussione, io imparo la tromba, organita buca, la launedda, sul piffaro nostro, insomma, vari strumenti, a seconda del brano che abbiamo. E quindi dai vari anni siamo travallando può seguire sia da musica tradizionale nostra, però abbiamo speriamo nostra sa cosa inventare da noi, il brano nostro via. Questa è una cosa bella, poi fai questa sempre tradizione, i strumenti nostri, però suoniamo per i questo strumento musicale che è facile da costruire, facile quando uno ha capacità e conoscenze e tutto quanto, però si può fare in bottega, online, non c'è bisogno di andare a comprare, uno si deve gustarti questa capacità, si vuole costruire. Però poi non sarebbe scelti come tanto tu, può fare ballo sardo, ma si può risuonare in tante musica, diventa uno strumento musicale a tutto effetto, dunque non è una cosetta di Aici, ma è uno strumento di Aderos. Ed ho visto in scheda pure che ha fatto Marco Luzzo, che ha detto Maria Barca, e si è contato di questo strumento musicale. Dunque, ho fatto su Ittavadesi, poi conosci questo bello strumento musicale, poi conosci sarti chidenesi, ma però presto della musica dei ballo sardo e della trumfa. Ittavadesi, hai fatto articoli, pubblicità, interviste, partecipazioni televisive, tutto vadesi, poi vai conosci meglio di questo strumento musicale. Me volta nos hanno intervistato giornalisti sia sardos che per de ora nos hanno intervistato, scritto articoli sul giornale, abbiamo partecipato a trasmissioni televisive, io sono andato 2 volte a Napoli con Luca Sardella, e poi abbiamo partecipato ai soliti ignotti, quindi abbiamo suonato in io e Ignazio abbiamo provato un brano nostro, un ballo sardo. E insomma, e poi abbiamo sempre un contatto che in mezzo al musicista non solo sardo, ma italiano, a livello europeo. Abbiamo scambio culturale, che in mezzo al musicista che nos intendiamo, che provare lo strumento nostro, stanno nos chiricano, e abbiamo proprio, sono mezzo che sono comodi, poi in internet abbiamo possibilità di mandare cose, No, è bello tutto questo che ti domandavo, sul mondo uno pensa da quando biri su scacciapensieri, cioè sta tomba, pensa subito ai siciliani, che è Marranzano, Marranzano questo strumento, però a questa verità in Sardegna pure c'è mera tempo, dei secoli e secoli, che si utilizza per accompagnare i balli, i suoni, i canti e tutto quanto. Dunque è bella questa possibilità di cadere su nostro spuro in Sardegna di far conoscere questo strumento musicale che è presente adesso in tutto il mondo, no? Sì. Non è loco, best. E provavo a suonare vosato con un altro musicista che arriva da dietro un logo, sa onde dentro questa tradizione. Sì, ma da volte abbiamo provato. Per siciliano, abbiamo provato che abbiamo amici siciliani che hanno a cantare e abbiamo provato per i siciliani, ma che francesi, sono francesi che sono bravissimi, che sono scorsi, siamo andati in corso, che abbiamo fatto una manifestazione in corso, che abbiamo suonato che sono scorsi, in sospuro sono che hanno usato tutto, quindi esiste in ogni luogo. Bene, mera. E dunque questa è questa opportunità che ho
mi fa piacere che Ilaria e Francesca funti partecipendi a questa scuola, potevo andare, che facevo usato questa conoscenza del suo strumento, ma quando è che imparare pure a fabbricare questa tromba? Perché poi non fai, è sempre un traballo pericoloso, dunque c'è da voglio tante cose, però è bello che magari prosennanti, in questo tempo benitori, possano imparare a suonare bene, ma per sapere state costruire se la costruirista. Questa deve essere una bella Questa è una come si bella fa con il cosa. Launedda, come ti fa con su Pipiolo Sì, e sì. su Littus, no? Si volinti e si costruisce questo strumento in soro. Dunque, noi ti darò grazie di adesso, poi mi ha fatto piacere, ben in noi, tornerai in Orosei, ma per sapere i frari Spinedda, poi adesso di adesso in tutta la Sardegna, mi pare che sei l'unico. Non va quasi mi per pare che nessuno. non c'è in teatro, mi pare, in modo che avanti tenenti costarti bella via davanti conosce continuano mancare fare di questa tradizionale poi tu questo modello che si obbiendi di questa collezione privata questa è proprio una cosa rara c'è tipo posato andai a fare pure mostra di strumenti musicali partecipai a questa manifestazione Sì, ogni tanto quando si invita a certe cose culturali se non fa che piacere che non si invitano e andiamo, certo. Bene, iniziando, devo dire grazie di adesso a Ignazio, a Pietro e vosaltros, musicista, vabbè, io sono anche la pazienza di ascoltare e tutto canto, ma mi fa piacere che Ilaria e Francesca hanno cominciato a partecipare a questa lezione, a questa possibilità di conoscenza. Voi conosciuto quanto porta a Sagira, posato su un contrario, a topiarsi e spicciocchetti, però è una cosa bella, già hanno imparato a suonare. Bello. Bello. Dunque, grazie a vosaltros, grazie a vosaltros e tutto, e a chi ne sa di seguire sul canale 79, e poi in questa puntata venidora, dunque a gira chi viene, e usa conoscere un'altra arte, altro maestros, e altro logos della Sardegna e tutto. Dunque, grazie, a vedere un saluto in altre puntate di questa trasmissione del maestros. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.